Oggi celebriamo l'inizio di una nuova tappa per la Fondazione ITS Meccatronico Veneto, ma in realtà per la nostra comunità. Celebriamo l'avvio della realizzazione di un nuovo straordinario campus in cui troveranno posto 200 tra studentesse e studenti con spazi didattici all'avanguardia e una vera fabbrica digitalizzata, unendo contemporaneamente architettura antica e moderna. Quindi un progetto molto ambizioso che abbiamo realizzato in collaborazione con le istituzioni del territorio. È una grande giornata, ogni sforzo, ogni progetto, ogni euro che è speso per i giovani è speso per il futuro, è speso per la comunità. In questo caso andiamo a recuperare un edificio storico da anni lasciato all'abbandono e quindi è anche un grande momento per la comunità di Vicenza perché lo riempiremo con le giovani risorse che sono il futuro della nostra nazione. E lì è nata una idea, che tra l'altro poi abbiamo messo nel programma, che era la necessità di pensare a un polo fisico che desse riconoscibilità agli ITS, che è uno dei grandi temi, il fatto che ci sia un luogo che tu colleghi a un'istituzione, a un luogo di formazione. Sono qua perché ho dentro di me la volontà di far crescere questi giovani e di renderli, come diceva il Presidente della provincia, sempre di più un punto essenziale per lo sviluppo del nostro Paese. E hanno trasmesso quello che è veramente l'ITS, che mette insieme cultura e tecnica, mette insieme la pratica e la teoria, mette insieme la formazione professionale e la formazione della persona. La gioia e la soddisfazione di aver contribuito in piccola parte a sbloccare quella che era un luogo fermo da decenni. L'ex caserma Borghesi oggi rifiorisce e rifiorisce con una grande opportunità data dall'ITS Meccatronico che troverà qui la sua sede. Quindi poter vedere un'ex caserma che diventa invece polo di alta formazione è per me veramente un'immensa soddisfazione. Penso che tutti i cittadini della provincia di Vicenza, i veri proprietari di questi luoghi, ne siano particolarmente felici perché in questo modo investiamo sul futuro del nostro territorio.